Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee, candidati a confronto, un nuovo appuntamento per presentare appunto candidati e programmi in vista del voto elettorale del prossimo 26 maggio. Nostro ospite in questa circostanza Fausto Pozzobon, candidato per la lista La Sinistra. Benvenuto, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, assolutamente. Io sono il rappresentante per quel che riguarda per Treviso, addirittura di questa lista. Nella circoscrizione nord-est, quella che comprende nord-est, e anche però sono l'unico trevigiano certo. in lista, appunto. Io vengo dal mondo ambientalista, sono all'interno del direttivo di Lega Ambiente regionale. Piave Venire. Poi presidente appunto del circolo Piavenire, e mi sono sempre occupato di ambiente e soprattutto di acqua, della tutela del fiume Piave soprattutto, e di tutta la fascia delle risorgive. Quindi resto comunque un insegnante. Vengo adesso proprio da un incontro con i ragazzi che si protrae da 9 ore e finirà con 30 ore in quel di Levada di Ponte di Piave, e poi dentro a questo progetto europeo ci siamo anche con la scuola terza e quarta di Negrisia. E poi torneremo a parlare naturalmente di ambiente. Prima però, insomma, a chi non la conoscesse, non avesse ben presente la lista che lei qui rappresenta, per la quale è candidato La Sinistra, da quali soggetti è composta innanzitutto? No, io sono contento, vengo da ieri sera da una riunione con i compagni, perché insomma questa parola che ormai è in disuso va accentuata secondo me, e con i compagni di Treviso, e insieme a me c'era anche Elena Mazzoni, che anche lei viene dal mondo ambientalista, che ha lavorato anche al Consiglio europeo e che mi sta dando una mano perché riguarda la copertura di una grande richiesta da parte del mondo così della sinistra. Noi abbiamo appunto, la circoscrizione si compone di Emilia Romagna, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Abbiamo un sacco di impegni e stiamo cercando di accentuare questa nostra presenza per quel che riguarda la tutela dell'ambiente. Siamo anche convinti che purtroppo altri candidati di ambiente non parlano assolutamente, sono tutti persi dietro alle diatribe tra Di Maio e Salvini, e noi vogliamo sottolineare che è veramente pericoloso quello che sta avvenendo in questo momento. Io l'ho ricordato anche ieri sera il fatto che a Rai 3 a un certo punto Mara Bizzotto, ex capogruppo, ma probabilmente verrà anche confermata, della Lega in Parlamento europeo, quando gli si chiedeva il perché di questa strana alleanza tra Lega e movimenti addirittura che cominciano a non riconoscere addirittura l'Olocausto. Pensiamo al movimento quasi nazifascista in Germania, in Austria, in Ungheria. Lei diceva: io non voglio parlare del passato, voglio parlare del presente e del futuro, dimenticando che la nostra Costituzione è antifascista all'interno del nostro gruppo. E siamo contenti di questo. C'è Silvia Prodi, che è la capolista, tra l'altro, a capo proprio di ed è la nipote di Romano Prodi, che era in articolo 1. Tu sai che a un certo punto articolo 1 in parte è entrato fra i candidati del PD, e questa ha detto no, io resto all'interno di questa formazione di sinistra che fa riferimento comunque anche a una realtà europea, ed è rimasta a fare la capolista. Avete anche, tra l'altro, nelle forze insomma che costituiscono questa coalizione, per intendersi, c'è anche l'altra Europa di Tsipras. Certo, e poi ci sono altre piccole formazioni europee
europee che in pratica fanno riferimento e che hanno la voglia di creare un gruppo importante all'interno del Parlamento europeo, che deve per forza essere valorizzato. Deve esserci una rappresentanza di sinistra. Certo, nei confronti della Commissione europea che fa il bello e il cattivo tempo, cioè noi siamo perché le cose vengono decise dal Parlamento e che non succeda ad esempio che arriva Orban e pone il veto su determinate cose e il Parlamento si ferma completamente e poi le cose vengono trattate soprattutto dalla Commissione europea. Questa è la cosa che secondo me andrà trattata subito per chi andrà in Parlamento europeo. Ecco, Fausto Buzzobon, lei ne faceva un accenno, insomma, lei e i suoi compagni, come diceva all'inizio, temete un ritorno neofascista, cioè insomma c'è questo clima, secondo lei, di ritorno anche poi nel nostro territorio? Direi nella realtà noi ad esempio non andiamo a fare confronti con Forza Nuova e con Casa Pound. Io personalmente ci andrei quasi, nel senso che molte volte basta poco per mostrare la pochezza delle proposte di queste formazioni neofasciste. E la cosa ci preoccupa è come, se pensate ad esempio a frasi tipo quella di Mara Bizzotto, ma se pensate anche a tutto il movimento di parole a vanvera che vengono dette da Salvini, Matteo Salvini, adesso molti di questi forse parteciperanno al gioco Vinci Salvini, che però secondo me, l'ho detto anche ieri sera, è un po' una continuazione. Sarebbe stato in fondo chi ha cominciato questa deriva è stato Renzi, perché Renzi tra l'altro suonava anche meglio, Vinci Renzi era più simpatico e quindi secondo me era possibile, lui usa parole, Salvini usa parole che usava tranquillamente anche Renzi, i professoroni, i giornaloni e poi quelli che in pratica vogliono accendere il cellulare con un gettone telefonico. Ecco, lui sta usando proprio questo, e se pensate, questa è una cosa interessante, se pensate che adesso ha detto o vita o morte, sarà un referendum. Siccome Renzi il referendum non aveva portato tanto bene come gli ha fatto notare, ecco, noi speriamo che perda anche questo, insomma. Però è preoccupante il fatto che su cose Salvini usa parole di paura, usa la paura nei confronti del diverso, usa la paura perché non è soltanto nei confronti del migrante. Se pensate che stanno cercando anche di modificare la legge sui manicomi, per cui sta piano piano venendo avanti una proposta per quasi ripristinare non più il servizio a domicilio ma quello dell'internato, no? del portare, di ospedalizzare il malato di mente. Poi dall'altra parte c'è anche questo attacco nei confronti, pensiamo al popolo della famiglia, insomma, no? Questo nei confronti dell'aborto, del divorzio, la donna a casa, e poi non si fanno assolutamente politiche per difendere la libertà e l'autonomia delle donne, insomma. Questo è un grosso problema. E poi sto fatto qua del consenso, perché è indubitabile sta cosa qua. Siamo in una società estremamente complessa. Salvini invece continua a parlare estremamente semplice e ci cascano sicuramente i più malandati delle società. Senta, ma a questo proposito lei sta con le elemosiniere del Papa che ha riacceso la corrente, oppure con quelli che dicono però le leggi, compreso l'obbligo di pagare le bollette, o valgono per tutti o non valgono per nessuno? Ma in quella realtà eravamo in presenza di un condominio dove c'era gente che addirittura aveva bisogno della corrente per quel che riguarda l'uso dell'ossigeno, insomma. C'erano bambini, c'erano 100 bambini. Io credo che abbia fatto bene. L'obbedienza non è una virtù, diceva Don Milani, e quindi io credo che la disobbedienza sia invece in certe occasioni sia una virtù. Senta, è un valore. Pozzobon, però insomma anche a molte delle forze che compongono la sinistra l'Europa, o meglio questa Europa, piace pochino. Piace poco,
Ma io credo che dell'Europa noi dobbiamo utilizzare soprattutto ad esempio pensiamo ai finanziamenti. In Italia non riusciamo a fare progetti che vanno a toccare i fondi europei, progetti fatti come si deve, per cui mentre la Polonia incamera un sacco di soldi perché i progetti li sa fare, noi continuiamo a non farli. Mi pare che noi versiamo all'Europa 13 miliardi, quasi 14 miliardi, ne abbiamo in prestito, cioè nel senso che ritornano a noi soltanto 9 miliardi. Da altre parti invece si continua l'Ungheria, la Polonia, ma addirittura stati che si avvicinano all'Europa, invece i progetti li sanno fare. Faccio un esempio. Noi abbiamo un grosso problema per quel che riguarda l'acqua in Piave e per quel che riguarda l'acqua nelle nostre risorgive. Siamo proprio qua. Sopra le risorgive dello Storga e locale. È locale proprio. Ecco, noi abbiamo fiumi che stanno perdendo addirittura chilometri di letto fluviale, perché piano piano la fascia delle risorgive si sta spostando a sud. Rischiamo di non avere più acqua nel giro di pochi anni. Io l'ho viste sparire determinate, perché purtroppo ho la mia età. E nel frattempo si dà la possibilità a un signore che si chiama Mosole SPA di scavare ancora, anche se la legge sulle cave, la nuova legge sulle case, dopo 36 anni si è fatta la nuova legge, è entrata in vigore a marzo e hanno dato ancora la possibilità a Mosole di scavare, un po' a tutti i cavatori, insomma, ma in questo caso proprio un favore a questo signore di scavare oltre 1 milione di metri cubi in sottofalda. La legge dice non si scava più sottofalda, e invece si è dato un bonus perché questo per altri 14 anni scavi a livello di cosa. Quindi ecco, cosa serve dall'Europa per l'ambiente secondo lei, visto che siamo venuti a questo tema? Sì, io credo che ad esempio c'è una buona direttiva europea sull'acqua proprio, e questa è da sfruttare. L'Europa a un certo punto, quando si è accorta, e questo diciamo per merito anche nostro come Lega Ambiente, abbiamo sollevato il problema delle secche di mesi del letto del fiume Piave, e l'Europa ha detto adesso, in base alla direttiva europea sull'acqua, non si parla più di minimo deflusso vitale, DMV tecnicamente, ma si parla di deflusso ecologico. E si è andati a dire attenzione, dovete rivedere la presenza dell'acqua e quanta acqua viene presenza dell'acqua in fiume e quanta acqua viene prelevata per quel che riguarda i consorzi di bonifica. Volevo arrivare proprio a questo, su sollecitazione nostra, ma è una sollecitazione addirittura di una decina d'anni. Il consorzio Piave, dopo verrò smentito da questi signori, io li chiamo il paron dell'acqua, sta roba qua gli dà molto fastidio al signor Romano, però ha fatto una richiesta e ha avuto un finanziamento di 20 milioni di euro per ammodernare tutta la rete, per cui si passerà da acqua a scorrimento, dove se ne perdeva tantissima mentre scorreva, a acqua nelle coltivazioni, a acqua di irrigazione, a goccia, e si avrà la possibilità di lasciare il 50% dell'acqua che si prelevava a lasciarlo al fiume. Quindi questo è positivo. È positivo. Io credo che in tante questioni abbiamo la possibilità di utilizzare. Pensate che addirittura io mi leggevo un'inchiesta di un giornale, di un grosso giornale, Repubblica in questo caso, che diceva, pensate, noi lasciamo 17 milioni di euro nell'anno per progetti di inclusione. Un PON vuol dire un progetto europeo che si chiama inclusione. Pensate quanto bisogno abbiamo noi di inclusione nella scuola, ma anche nella società, e li lasciamo là, li perdiamo questi soldi qua.
A proposito di inclusione, siamo ormai in conclusione di questa nostra chiacchierata con Fausto Pozzobon. Abbiamo toccato così rapidamente tanti temi come quelli ambientali. Un altro però tema chiave su cui le chiedo un'ultima così considerazione rapida è quello del lavoro, un tema che tocca il nostro territorio e che poi però si riverbera ovviamente anche in Europa. Un'altra emergenza su cui anche voi come lista volete puntare l'attenzione. Indicazioni ieri sera ne sono venute proprio dal mondo operaio, dalle persone che fanno parte dei consigli di fabbrica. Ieri sera nella riunione che abbiamo fatto con i nostri iscritti, presentando appunto sia il sottoscritto che la Elena Mazzoni che parla di ambiente, naturalmente sono venute sollecitazioni per riguarda il mondo del lavoro, perché non è possibile che nella stessa Europa noi vediamo fabbriche che prendono e se ne vanno in Romania. Perché? Perché in pratica agli operai rumeni si danno 300 euro al mese, mentre qua il costo del lavoro decisamente inferiore. E quindi è chiaro che poi questo si riverbera in tutti i rapporti industriali all'interno della fabbrica e abbiamo gente che va a lavorare sicuramente per molto meno. Bisogna che il Parlamento europeo, da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista oltre che della retribuzione, anche dell'assistenza sanitaria, noi su questo dobbiamo cominciare a parlare in termini molto precisi. Dobbiamo pensare che ci sia a livello europeo una equiparazione, un salario minimo assolutamente europeo garantito, e un welfare minimo europeo garantito. Assolutamente. E questo è venuta, a me è piaciuto tantissimo. A un certo punto ho chiesto proprio ai compagni lavoratori e agli operai, io sono del mondo della scuola, quindi insomma siamo appena là, di darsi delle indicazioni rispetto a questo, e le sollecitazioni sono venute e sono state estremamente importanti. E tra l'altro anche l'ambiente, a proposito, ci colleghiamo, potrebbe essere una fonte di lavoro, quell'economia green, no, assolutamente. Di cui si parla. Io credo che ad esempio in futuro non si potrà pensare di continuare con questa colata di vigneti che ci avvicina al solito. Noi ogni tanto abbiamo una bolla, no? Io credo che fra poco scoppierà la bolla del prosecco. Se noi pensiamo invece a un'agricoltura mirata, a un'agricoltura che va a salvaguardare determinati vitigni, anche vecchi vitigni. Io ho presente sempre il vecchio vigneto di mio zio, fate conto, gli anni 70, dove dentro al vigneto c'era tutta una serie di vitigni diversi, la Bianchetta, c'era il Riesling, c'era tutta una serie di cose. Evitiamo la monocultura. Adesso invece abbiamo queste colate. Guardate che io vengo da lezioni fatte anche faccio all'Università della Terza Età. In Sinistra Piave ho fatto almeno 25 lezioni. Io ho notato che soprattutto le donne, gli uomini invece sono ormai annichiliti dalla fabbrica e dalle catene di montaggio, viene una protesta forte. Molte donne mi hanno detto: Fausto, ritorna dopo le elezioni che facciamo un comitato nonne per l'ambiente. E allora, in attesa di questo comitato delle nonne per l'ambiente, il tempo a nostra disposizione è concluso. Io ringrazio Fausto vi ringrazio Pozzobon. È stato molto bella la cosa, veramente. Grazie ancora a Fausto Pozzobon, allora candidato alle prossime, ormai imminenti elezioni europee per la lista La Sinistra nella circoscrizione nord-est, candidato trevigiano. Grazie per essere stato con noi e grazie a tutti voi per averci seguito. Vi rinnovo naturalmente l'invito ai prossimi appuntamenti, ai prossimi speciali, sempre sui 97 e 500 di Radio Veneto 1 e in video sui nostri canali social. Grazie. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto.